Concorso letterario artistico. Mettiti alla prova. Hai talento? Dimostralo in una di queste categorie, edite e inedite. Poesie, racconti, narrativa, saggi, pittura, scultura, artigianato artistico, fotografia, fumetto, testi teatrali, monologhi e performance di gruppo, cortometraggi. Scegli il tuo tema. Sotto lo stesso cielo Lagopesole. Focus su inclusione, sport e temi sociali. Sotto lo stesso cielo Melfi. Storia, Federico II e visione di modernità. Non c'è tempo da perdere. Scadenza bando. 31 maggio 2026. Premiazione, 11-12 luglio 2026. Bando completo su www.officinamediterranea.org. Info line 393 559 7118 sotto lo stesso cielo @officinamediterranea.org. Partecipa, scrivi, lascia il segno. Buonasera, buonasera e benvenuti. Questa sera siamo con Maurizio Figone, in arte Maurizio Moss. Siamo anche qui con una voce che non è la mia, perché purtroppo ho un calo di voce. E siamo qui per parlare, confrontarci sul tuo thriller Uomini siffatti sono pericolosi. E lo facciamo subito dopo la sigla. Rieccoci qui, buonasera e benvenuti ad un'altra puntata di Alma Culturas insieme a Maurizio Moss. Benvenuto Maurizio. Grazie, molto gentile di avermi invitato, avermi chiamato. Allora, io ci ho messo un po' a leggere il tuo libro perché non è facilissimo, ti prende tanto, è tanto lungo, ci sono tante cose su cui fermarsi, riflettere, rileggere. Il libro, faccio un sunto breve, parla di un ex faccendiere, detto outsider, che si ritira in questa bellissima campagna toscana, quindi un paesaggio tranquillo, e viene richiamato da un suo amico dei servizi segreti per una missione che dovrebbe essere più o meno semplice, un semplice passaggio di documenti. Ma questo passaggio di documenti si rivela un po' molto più complicato del previsto, perché in realtà è un dossier che contiene un po' di crimini commessi nei Balcani e quindi può diventare strumento di ricatto nelle mani delle persone sbagliate. Quindi scegliere a chi vendersi significa anche salvaguardare la propria vita.
Non a caso tu hai scelto questo titolo forte, no? Uomini siffatti sono pericolosi, riprendendo un po' Shakespeare e il Giulio Cesare. Esatto. Ma La conclusione della presentazione di Cesare, che Cesare fa a Marcantonio parlando di Cassio, persona sì, poco raccomandabile, ma soprattutto una persona che ha un grave difetto, pensa. pensa, ecco, la prima domanda che volevo farti è proprio questo. Maurizio, le persone che pensano tanto sono davvero pericolose? In genere sì. In genere sì, perché pensare significa mettere in dubbio. Se uno Mm. pensa veramente, mette in dubbio se stesso e mette in dubbio gli altri. Ora, finché mette in dubbio se stesso, sono fatti suoi, per così dire. Se mette in dubbio gli altri, che hanno una qualche funzione, una qualche importanza, un qualche peso, sì, sono pericolosi. Il dubitare però porta alla conoscenza. Sicuramente, ma tieni presente che parliamo di persone che se da un lato, come appunto Outsider, che poi è uno pseudonimo, Sì, è comunque interessato a conoscere, a sapere, anche per il suo interesse, perché lui va lì per lavorare, per guadagnare dei soldi, parliamoci chiaro, la stessa cosa non avviene per chi detiene del potere, perché se ha da affrontare delle persone che pensano, cioè che mettono in discussione la sua posizione, cioè che danno dei out-out, appunto, di quello che può essere, quelli sono pericolosi. Sono pericolosi perché mettono in dubbio le loro supposizioni. è ricattabile chi fa o chi sa. In generale chi fa, perché chi sa, sa. Chi fa a volte fa senza sapere veramente, come in un certo senso all'inizio dell'Outsider, che non aveva pallida idea di cosa c'era dentro quel dossier, quando poi lo scopre, sa e quindi capisce che può essere molto imbarazzante. Mi è piaciuta molto questa contrapposizione geografica, no? Da un lato questa campagna toscana molto tranquilla, bella, che però sembra quasi il preludio a qualcosa che deve accadere. Se in Leopardi noi abbiamo la quiete dopo la tempesta, in questo caso invece la quiete viene prima. E questa dicotomia l'ho trovata poi nei personaggi, no? Perché i personaggi sembrano prima calmi e poi c'è questa evoluzione, no? E mi è Ma piaciuto molto questo connubio. E in certo, effetti l'hai fatto per agganciare subito il lettore o l'ho cosa? fatto sì, anche, ma per il personaggio Outsider. È una persona che ha avuto delle esperienze, anche molto sgradevoli, anche, attenzione, non è una brava persona, è uno che ha sempre fatto i suoi affari, ha sempre cercato di guadagnare, tant'è che ha fatto anche come il trafficante d'armi, per intenderci. Certo. E poi dimostra in certe circostanze che ha molto pelo sullo stomaco. Nello stesso tempo è stato colpito, è stato ferito dalla morte di una persona a cui teneva molto, da un insieme di situazioni che sono venute a crearsi e ha scelto di tirarsi fuori, tirarsene fuori. E infatti la gente, come chiamo, l'amico, virgolette, maiuscolo, no? Perché infatti non sappiamo mai come si chiama, Ma non come viene si detto. chiama? Sì. No, è l'amico, perché e lui l'aveva conosciuto come amico e rimane così anche per non inventarmi un nome, perché sono stupido di inventarmi dei nomi, mi sembra molto fastidioso. Quindi l'amico rappresenta la rottura, il ritorno indietro e Outsider da un certo punto di vista è costretto, perché parliamoci chiaro, come ho detto, non è una brava persona nel senso assoluto. Non a caso l'amico, per convincerlo ad andare in Slovenia per fare la missione, chiamiamola così, anche missione inadatto, comunque, gli ricorda che le inchieste che si sono per i fatti verificatisi in Africa e quindi in Italia, eccetera, sono ancora vive e potrebbe anche succedere qualche cosa, che qualche cosa scappi fuori e praticamente non romperci le scatole perché sennò i tuoi nomi saltano fuori. Il discorso è questo. Quindi Outsider si trova anche vagamente costretto ad accettare l'incarico. Però, sperando di avere un buon guadagno, di avere dei soldi, in poche parole, li accetta con una certa, come dire, un ottimismo intrinseco. Sì, ma poi ci riesco, è qualcosa del genere. E insomma, sì, ci riesce, però insomma, è un po' dura la cosa. Siamo sempre capaci, secondo te, di sapere a chi venderci? Dipende quanto sappiamo. Perché il punto chiave non è potersi vendere, è sapere appunto a chi vendere. Lui aveva diverse, implicito, si legge il libro,
si rende conto che ha diverse occasioni per vendersi all'amico, vendersi ad altri. Però siccome poi a conti fatti, a ben pensare, sarà un trafficante d'armi, sarà un personaggio ambiguo, pensa ai suoi interessi, però in fondo è una persona che fino a un certo punto accetta delle cose, poi oltre possibilmente no. Ha un po' sotto forma di amor proprio forse, un proprio di rispetto di quello che deve fare. In generale, se io dovessi riassumere in 3 parole soltanto il tuo romanzo, direi che c'è avidità, amore e dolore, che poi, a pensarci bene, sono i 3 punti focali della vita di Esatto. ognuno di noi, no? Esatto, sicuramente. Possono essere più o meno accentuati per circostanze dovute alla vita, per l'appunto. Lui in effetti ha fatto il pieno sia di dolore, sia insomma, ha fatto il pieno di tutto quello che è possibile. E per quello che rimane a conti fatti, e qualcuno mi ha chiesto, in fondo è un personaggio positivo. È difficile da dire. Non è un personaggio positivo, però tuttavia a un certo punto diventa un personaggio positivo, quando fa delle scelte. Diciamo che quando ognuno di noi, quando fa delle scelte, si mette nella posizione di essere giudicato nel bene e nel male. Bisogna sempre starci in qualunque tipo di storia, anche quella che parla di avidità, no? Certo. O di segreti. Certo. Io quindi ti chiedo, ma nel momento in cui il tuo personaggio dovesse prendere vita e trovarsi nella stanza con te a leggere quella che è la sua storia, cosa ti potrebbe dire? È molto trategogolata. Sicuramente, adesso non mi ricordo più, comunque ho fatto qualcosa del genere, facendo presente che in fondo del libro un personaggio che viene sottovalutato, tutti quelli che lo leggono, me ne accorgo onestamente parlando, è l'amico, quello Sì. dei servizi, che in effetti è un personaggio molto più interessante, cioè è lui ha il potere, lui fa delle scelte e in certe circostanze diciamo che è meno peggio di quello che sembra. Su questo bisogna dirlo. E soprattutto non vorrebbe mai una domanda del genere, perché lui non compare. Lui vorrebbe tanto non comparire mai in queste cose. Ci è rimasto molto male che essere rimasto dentro il libro, perché non ha mai un personaggio come anche nella realtà, penso. Non amano la pubblicità, non amano essere considerati, conosciuti, vissuti. Vivono nell'ombra, è la loro vita è nell'ombra. Poi dipende a che livelli siamo, naturalmente. Se sono veramente dei veri professionisti, sono nell'ombra. Non c'è il bisogno di essere visti? No, salvo casi eccezionali, è bene non essere visti, perché il loro mestiere è far preparare le cose perché gli altri siano visti, perché gli altri facciano. Loro rimangono sempre indietro, come posso dire, dietro il vetro, dietro la porta. In genere, se sono veramente persone in gamba nel loro lavoro, in gamba nel bene o nel male, intendiamoci bene, e non ci sono mai, non si trovano mai, non si fa mai vedere. Questo mi ricorda un po' un altro libro celebre, no? L'arte della guerra. Quindi la capacità di crearsi il proprio esercito, essere la mente, ma non comparire mai. In effetti, i cinesi devono stare sull'argomento. Sì, esatto, arte cinese, esatto. L'hanno dimostrato in questo periodo, onestamente parlando. Sì, certo, perché ad esempio, torniamo indietro, riavvolgiamo, e la prima cosa che si conosce è Cesare, del Giulio Cesare per l'appunto, che parla con Marcantonio e dice quella persona di Cassio è una persona seria che studia, parla poco e mi fa paura. Cesare, a ben pensare, non fa una grande figura nella tragedia di Shakespeare, è un pirla, è un vecchio rimbambito all'atto pratico, cosa che mi risulta perlomeno, lui si è scritto da solo, quindi ha scritto anche un po' delle cose che se l'ha un po' inventate da lui, insomma. Però, insomma, era chiaramente Giulio Cesare. E ci sono personaggi che in certi casi riescono a essere superiori a loro stessi e quindi non ci riescono. Altri che invece camminano sotto traccia, per così dire. È il caso di Outsider e dell'amico, perché sono loro che, stando sotto traccia, vogliono fare delle cose. E quindi chi è che rappresenta davvero un pericolo?
nella storia. In teoria direi proprio outsider, perché comunque, conoscendo le cose, a un certo punto fa una scelta che corre il rischio anche di mettere in discussione lo stesso amico. Quindi diciamo che è pericoloso, appunto, perché conoscendo le cose, è vero che è una persona che va dal suo interesse, eccetera, eccetera, però in certi casi fa delle scelte e non le nasconde, come si vede poi alla fine. Quindi diciamo che lui è pericoloso. Hai pensato mai di scriverne una sceneggiatura? Perché io lo vedo ben predisposto per una sceneggiatura non teatrale, ma proprio cinematografica, intendo. Sì, Sì, sì. disgraziatamente non ho una casa produttrice, mi sovvenziono film. Credo che il primo ostacolo, onestamente parlando, sia quello. Poi ho letto qualche sceneggiatura che poi è come leggere quasi un testo teatrale, ed è una cosa terribilmente noiosa, onestamente parlando. Io ammiro moltissimo chi scrive le sceneggiature, perché devono avere una pazienza incredibile per tirarla avanti. Però, insomma, diciamo che si può prestare, secondo me, per una sceneggiatura, Sì, però io con una sceneggiatura che non obbedisca a dei canoni, dei cliché, come in fondo Outsider non è un cliché, non obbedisce a un cliché. Inizia in un modo, prosegue nell'altro, rifinisce tutto un altro ancora, perché via via che matura, o perlomeno che sa per l'appunto, cambia leggermente, cambia il suo punto di vista. ecco, proprio questo fatto che lui cambia tanto, no? Cioè, come ho detto prima, così come cambiano gli scenari, cambiano anche i protagonisti. Come sei riuscito, diciamo, a bilanciare questo lato spietato con la sua vulnerabilità? Perché lui comunque mostra un certo lato umano, no? Certo, lui lo mostra subito, fin dall'inizio, quando narra dentro il libro, no, non parlando, ma narra che aveva fatto una cosa per avere una falsa identità e non correre rischi, eccetera. Dice che chi gli ha fornito la falsa identità a un certo punto ha cominciato a fare strani discorsi sui guadagni che lui avrebbe avuto, e tanto che lui è rimasto un po' preoccupato, che poi questa persona aveva avuto un disgraziato incidente stradale e i problemi si erano risolti da soli. Quindi si vede da subito che se gli pesti la coda si incazza anche. È un discorso che il personaggio, secondo me, o è un personaggio vagamente monolitico, perché prendiamo un esempio. Simenon ha creato Maigret. Maigret non cambia attraverso 30 anni di vita, non invecchia neanche, cioè va in pensione ma di fatto non invecchia neanche. Sì. Questo letterariamente è ragionevole, realisticamente un po' meno, naturalmente. Io, volendo creare un personaggio reale, con i suoi pregi e i suoi difetti, naturalmente l'ho pensato che cambia, perché lo faccio cambiare in certe circostanze, perché si trova a affrontare determinate cose che lo fanno riflettere. Teniamoci bene, non facciamo un eroe. Lui il primo motore immobile è quello di avere dei soldi, ecco, parliamoci chiaro. Però comunque sia è vero che in certe circostanze, per svariati motivi che poi nel libro si capiranno, diciamo che cambierà un po' anche. Senti, tu ti sei ispirato a qualcuno di reale? No, Anche perché c'è una forma, voglio dire, geopolitica abbastanza importante, no? No, non ti sei ispirato a nessuno. No, non mi sono ispirato a nessuno, per l'amor di Dio. No, assolutamente no. È un Invece personaggio che sai mi è una piaciuto. cosa? Io allora ho pensato a questo, vabbè, è un tema molto scottante di cui non si parla quasi per niente, si è solo accennato, no? Qualche settimana fa, agli Epstein Files e a come questi files in qualche modo potrebbero, no? Aver ricattato qualcuno, poi non lo so, vabbè, ci sono le teorie complottiste, probabilmente la guerra è scaturita Insomma, da questo. diciamo che Però effettivamente, se ci pensiamo, se ci ragioniamo, uomini siffatti esistono sul serio. sì, più di quello che si crede. La differenza fondamentale è che un uomo siffatto, per l'appunto, come il mio protagonista, parliamoci chiaro, è probabilmente una persona simpatica anche, non so giudicare, è una persona interessante, però non è che abbia un ruolo, un potere particolarmente alto.
perché qui entriamo in un'altra valutazione. Gli uomini siffatti sono pericolosi, quanto sono pericolosi, quanto potere hanno. Outsider di fatto è pericoloso nell'immediato perché chi cerca di contrastarlo lo elimina o perlomeno lotta, ma poi basta. Una prova ne sia che è sensibile al ricatto dell'amico. L'amico è un po' più alto come livello. Poi invece vi sono personaggi, tipo quello appunto Epstein, che sono pericolosi perché hanno il potere. Hanno il potere, non il potere di outsider che ti spara addosso, per intenderci. Il potere è quello con la P Più maiuscola. subdolo, probabilmente più subdolo, più infimo. Sicuramente, perché una persona come outsider è un po' come John Wayne, ti spara, punto, basta. Esatto, finita lì. Epstein è una cosa, un Epstein, chiunque, Pinco Pallo del genere, è qualcos'altro. È uno che ha il potere, vuole averlo, spesso rappresenta altre persone ugualmente potenti, al di sopra della legge, al di sopra delle convenzioni internazionali, al di sopra di quello che rappresenta la società civile. Però è così. Hanno questo potere. Outsider è una scartina dal punto di vista del potere. Sì, certo, però il parallelismo mi era venuto perché comunque uomini di potere effettivamente possono essere molto pericolosi, perché poi... Qui andiamo ad altri livelli, per così dire. Esatto. Anche l'amico che in fondo è un dirigente dei servizi non è questo livello, è ben più in basso di certa gente che hanno potere, hanno soldi, hanno amicizie a loro volta potenti e con i soldi. Cioè, adesso non so di fare il complottismo che ci sia veramente una specie di cosa internazionale che decide il mondo, cose del genere. Però sicuramente certa gente ha molto potere. Molto, ma molto più di quello che si può immaginare. Questo potere, secondo te, può ledere chiunque o solo altre persone di potere? No, mi scuso, qui passano delle ambulanze. Non ho capito bene, questo potere può ledere anche delle persone normali, comuni come noi? Sì. Guardiamo quanto costa la benzina adesso e facciamo due conti su una guerra che è del tutto assurda, che ci fa guadagnare, ci fa spendere dei soldi. È un po' improprio, un po' crudele come sicuramente. Invece, mi pare calzante. Sì, forse ironicamente mi viene anche da ridere a fare questo parallelismo, no? Però mi è venuto in mente mentre riferivi della questione della benzina, mi veniva in mente il film, che può essere stupido come paragone, il film di Adriano Celentano con la Muti, dove lei è principessa, ora non mi ricordo bene il titolo, e a un certo punto lui spiega a tutti i reali e i potenti di questo pranzo, dice io sono un tramiere, non voglio dare la precedenza, l'altro non vuole dare la precedenza, c'è lo scontro, ma nello scontro chi si fa veramente male non siamo noi due, ma sono tutte le persone che sono nel tram, sia mio che tuo, quindi mi è venuto da pensare a questo quando hai detto della benzina. Il piccolo particolare è che il tranviere non gliene frega niente delle persone che ci sono sopra. Cioè il tranviere nella realtà ci può anche importare delle persone che ci sono sopra. Quel tranviere lì, diciamo, quello non gliene frega assolutamente niente delle persone. In realtà brutta a un certo punto di vista, ma insomma. Senti, hai avuto qualche difficoltà, qualche momento in cui ti sei dovuto fermare mentre lavoravi alla stesura del thriller? No, onestamente è strano a dire sì, perché io non mi parlo per me stesso, non sono mai, assolutamente mai soddisfatto del lavoro che faccio, quindi diventa una cosa problematica. Diciamo che questo con un altro tipo di libri, che è arrivato il mio gatto, se vedete un gatto gigante bianco passare qui, è il mio gatto, ma non vede. La mia, ho letto nella tua biografia che ami gli animali, la mia gatta, mentre io parlo con te, è qui accanto. Adesso mi sono messo dalla finestra e guarda fuori perché stai parlando da solo, pazienza, scrolla molto la testa, insomma. No, il discorso è che sono abbastanza... scusa, facciamo un po' così. Vieni un po', fatti vedere. Questo... Oh, che bello, ma che cos'è lui? È un incrocio fra il soriano e il Maine Coon.
E sono lei 6 chili. anche lei è una Sono Maine Coon, anche lei è ma lui una è un Maine po' bastardino, un po' di co bastardino, non mi considera niente assolutamente. Bello quello lì, è bello. e lei è una femminuccia, ha 1 anno. Ah, bella! Belle orecchie ben formate però, Sì, sì, perché lei è un Maine Coon, sì, sì. quindi fa la cosa. E questo invece è un incrocio fra Soriano, è un incrocio che non so dove, come, quando è nato, perché questo gatto qua 4 anni fa me lo son trovato qui in casa in campagna. Beh, Buongiorno, cose del genere. i Da gatti ci allora è rimasto scelgono. qui. I Come gatti sia fa non lo so, è così, punto e basta. Adesso come adesso pesa 6 chili e 200 grammi, non so, sta crescendo ancora, quindi son preoccupato onestamente parlando anche a livello pronto, perché è un impegno incredibile. Comunque no, son riuscito a farlo abbastanza velocemente e di solito appunto io poi ho stai buono un po', ho il discorso che stai buono un po'. Ecco, questi qua. Guarda che non so. Non non sono mai soddisfatto di quello che faccio. Tocca fare, fa parte del mio carattere, delle mie cose. Senti, vai giù, vai giù, vai giù. Non sono mai soddisfatto del mio carattere. Invece stavolta m'è venuto bene, diciamo, e l'ho fatto molto rapidamente, ovviamente rileggendo eccetera, poi anche ho variato un pochino strada facendo, perché in alcuni casi mi sembrava un po' calcato alla mano in alcuni aspetti, in altri insomma quegli adattamenti tipici diciamo. Però diciamo che se ben ricordo l'ho fatto in 3 o 4 mesi, completo. Per me è un record, perché Sì, io anche perché è grande, io lo faccio vedere ragazzi, a chi ci sta seguendo, non è un librino. no, no, ma d'altronde devo raccontare delle cose e quindi per raccontare delle cose ci vuole tempo e spazio, c'è poco da fare. È indispensabile. Sì, ah sì. Io ti chiedo una cosa, senza svelare niente ovviamente, no, perché ma, quale messaggio speri che possa rimanere impresso in chi legge? Guarda, me l'han già chiesto diversi. Davvero? Non è un libro che lancia dei messaggi, cioè non è un libro profondo di quelli che porta riflessioni, e lì era la storia di un tizio che va in giro qua e là, non disdegna di ammazzare qualcheduno, guadagna dei soldi, non sempre ci riesce, da fare. Che messaggio lancia poi? Danno il messaggio di ragazzi, state lontano da questo perché è pericoloso, come è pericoloso il mio gatto, per intenderci. Eccolo qua, va bene. Guardati, tu sei contento, vai. Vuole fare il Quindi no, protagonista. nessun messaggio. Secondo me chi lancia libri che lanciano dei messaggi devono essere ben altra acuta. Sì, esatto. Ben altra natura, devono essere molto più profondi, saper portare dei messaggi, saper portare delle informazioni, diciamo, sul principio sempre che la gente deve sapere, perché quando la gente sa riesce a lavorarci meglio, insomma. Io Allora cambio domanda. Perché dovremmo leggerlo? Vabbè, io l'ho letto, gli altri perché dovrebbero leggerlo? perché se l'ho comprata mi date dei soldi, ma non penso che sia una cosa fondamentale questa. È Ma un libro da ombrellone, visto che sta per arrivare l'estate. È un libro da ma sì, ombrellone o da sì. caminetto? Boh, io vado un poco sulla spiaggia perché non mi piace il mare, mi metto davanti al caminetto, quindi al massimo ti tifo per il caminetto. Stai un po' buono te, porca miseria, su. Tifo per il caminetto sicuramente. Diciamo che richiede un po' di attenzione nel leggere, Ecco, questo perché intendevo. a prescindere che in fondo l'attenzione va sempre adatta quando si legge a tutti i libri, di qualunque tipologia di libri. Il mio richiede un po' di attenzione, proprio perché il personaggio è un po' non ambiguo in senso negativo, ma ambiguo perché cambia. Sì, E cambiando, insomma, bisogna capirlo mentre va avanti. Bisogna capirlo perché come nella realtà le persone cambiano in circostanze, cambiano lentamente, più velocemente secondo il vissuto, la loro vita. certo. Ci sono un sacco di variabili nella vita che poi ci portano a essere diversi, no, E questo sicuramente sì. per forza, anche perché la vita sono esperienze, le esperienze positive o negative. Anche nel libro un personaggio che vuole essere realistico, perché ovviamente cioè, i personaggi realistici tento di farli, è chiaro che
deve necessariamente soggiacere, perché il personaggio è condizionato da se stesso, diciamo, da quello che fa, da quello che vuole essere, da quello che viene presentato. Poi è colpa mia se è così, intendiamoci bene. No? Sì, è bene, sì, ammetto la mia colpa, ma l'ho fatto io. E quindi deve necessariamente fare i conti con se stesso. E in questo Outsider, in fondo, arrivata alla fine, ma anche lungo la strada, lo fa. Senti Maurizio, anch'io ultimamente sto scrivendo, no? Ti faccio una domanda che un po' mi ha anche riguardato. Allora, io ho cominciato a scrivere, mentre scrivo parte un'idea, ma poi così come cambiano i personaggi, cambiano anche le idee e ti capita che a un certo punto non sei in grado di fermarti, fai l'1 alle 2 della notte e sei lì che scrivi, che scrivi, che scrivi e vedi che la storia sta prendendo forma anche quando non gliel'avevi proprio data. Perché tu hai detto, bene, allora mi immagino questo protagonista, questa persona che vive lì, e poi improvvisamente questa persona si gira un po' tutta l'Italia, per dirne una, no? Cioè vive mentre lo stai scrivendo. Ti è capitato così mentre scrivi? Sì, dipende dalla circostanza, naturalmente. Sì, ce ne sono stati 2 o 3 casi in cui posso dire d'aver vissuto, no, ma insomma, d'essermi immedesimato al di là della scrittura, diciamo, e in un altro caso tengo spudoratamente per un personaggio, perché sì, insomma, anche dei personaggi sono un po' strano, perché scrivo dei gialli oppure passo dall'altra parte, quindi ho scritto per dei banditi e dei rapinatori, e ho scritto per l'Outsider, che non è proprio come ripeto, non è una brava persona l'Outsider. Non perdiamoci per strada. Outsider è tanto simpatico, arriva tutto, ma non è una brava persona. Però alla fine lo è, come il solito discorso. Quindi sì, diciamo che mi è capitato di essere lui, tra virgolette, fino a un certo punto. Però sì, perché a conti fatti dipende dal fatto se piace o no, se quel personaggio piace, parliamoci chiaro, piace, lo scrivi, perfetto. Ma mentre lo scrivi, credo che a volte possa succedere che quel personaggio, se ti è abbastanza vicino, diciamo che ti immedesimi. È un rischio perché si possono fare dei gravi errori, però da un certo punto di vista, preso in dose moderate, diciamo, che sia anche affascinante da un certo punto di vista, poter vivere con il personaggio, che è mio in fondo, e quindi a questo punto diventa un alter ego, mutato nella forma e nel tempo. Ti capita che penso sia normale e penso che sia questo il potere della lettura, no? Che mentre scrivi ti immagini esattamente la scena come se fosse lì davanti, no? E quindi un racconto così forte può essere in grado di evocare immagini, secondo te, nei lettori? Sì, se mi mettessi d'accordo vuol dire evocare immagini. Ci sono delle scene che sono Le scene, sì, dal punto di evocare vista, le scene. questo è il discorso. Ci sono delle scene che sono pienamente banali. Sto per dire, in genere le scene movimentate, le scene di azione, cose del genere, sono in genere sempre banali. Per esempio Outsider, adesso senza rivelare le cose, a un certo punto si trova diciamo, nei monti della Slovenia, e sta uscendo da Bled e si trova inseguito da 2 malintenzionati, non diciamo chi sono, e senza pensarci sopra li fa fuori, perché insomma lui non sa queste cose. Ma è una scena banale, direi, una scena normale. Più difficile è alcune scene che sono costruito per le emozioni che prova in certe circostanze, perché allora diventa più difficile. Cioè, in poche parole, se devo ammazzare uno è una cosa banalissima. Se devo far capire i sentimenti della persona è molto più complicato, perché insomma si è sempre un po' limitati in certi casi. Sì. Tu dici che le parole non sono sempre in grado di spiegare? Ma cioè, il discorso, le parole sono il mezzo con cui si comunica, quindi devono valere per quel che voglio far conoscere.
cioè è sempre quella cosa, non c'è un automatismo secondo me. È chiaro che se racconto una storia me la costruisco. Posso essere più o meno autoidentificato, come si diceva una volta, come si chiama l'identificazione secondaria nel cinema, così che si identificava nel personaggio. Scrivendola è abbastanza naturale che uno si identifichi fino a un certo punto, se no poi. Però non so se sia veramente una cosa positiva. Cioè, scrivere di un personaggio astenendosi qualsiasi compartecipazione con lui, in qualche modo mi sembra un po' strano. Perché come faccio? Se non, per me non esiste del tutto. Nello stesso tempo bisogna anche evitare di indugiare troppo nell'autoidentificazione del personaggio, quindi è già estremamente complicata la cosa. Capisco. E chiedo dalla regia se sono arrivate domande, perché ero talmente concentrata con te, Maurizio, che non ci ho Ho fatto visto caso. che qualcosa ascolta, ma anch'io non ci ho fatto caso. Se possiamo mandare qualche, ecco, Outsider è un uomo che fugge dal passato, che in fondo spera di tornarci. No. Lui fugge dal passato visto che è stato un passato molto doloroso per lui. Quindi spera di tornarci? No. Casomai, a lato pratico, spererebbe che un po' dei soldi che non ha guadagnato potesse guadagnarli adesso, però diciamo che no, non torna nel passato. Il passato ha sofferto troppo per lui. Ha perso una persona carissima in maniera atroce e non ha alcuna intenzione di rivivere la cosa. E, tra parentesi, invece quasi rivivrà quasi la stessa cosa. Esatto. Vediamo un po'. Nel romanzo si respira un'Europa cinica e corrotta. Secondo lei fantasia narrativa, fotografia del mondo reale. Ci stiamo mettendo alla prova prima con gli Epstein Files. Si respira un'Europa molto cinica e corrotta. Cinica e corrotta cosa significa? Che ruba i soldi ai cittadini europei, ma a parte che direi quasi. Insomma, l'Europa è quella che è necessariamente la politica, le azioni condizionano e si muovono in un certo tipo, in una certa situazione. Andiamo anche ai livelli superiori, perché parlare di outsider che rappresenta un'Europa cinica e corrotta, che probabilmente è da alcuni punti di vista, è esagerato. Outsider non è un genio del crimine, non è diabolico, è un povero Cristo che vuole guadagnare dei soldi e poi è rimasto intrappolato in certe situazioni. Diciamo che sicuramente la storia, ma non c'è bisogno di che lo dica io, basta leggere i giornali dell'epoca, la storia dei Balcani dimostra chiaramente come l'Europa, in certi casi l'Europa, si sia mossa in un certo modo. Dimostra come dei poteri forti si siano accaniti sulla Jugoslavia, frantumandola politicamente e causando come conseguenza la guerra. Quindi diciamo che sì, sicuramente, ma non riguarda outsider. Outsider, come in fondo anche l'amico, che è sicuramente un dirigente dei servizi, ma insomma non è che sia chissà chi, fanno i loro affari, per così dire. Parliamoci chiaro, outsider ha una esperienza negativa, l'ha accantonata, non desidera ripeterla, però desidera guadagnare soldi. In fondo, lui in Slovenia ci va per guadagnarsi dei soldi. Tant'è che fin dall'inizio pensa, ma se queste cose posso risolvere posso magari prendere sotto banco. Cioè, è una persona che i mezzucci, i mezzi ce l'ha. Quindi diciamo che andare a raggiungere certi livelli di valutazione, di giudizio su una cosa che, cioè, l'avete seguita la storia dei Balcani, la guerra dei Balcani, cioè, ricordate cosa c'è stato, ricordate cosa c'è stato contro gli abitanti, ricordate cosa c'è stato contro determinate etnie, ricordate cosa c'è stato anche, diciamo, l'omissione dell'ONU, perché i caschi blu, una volta tanto osannati, in Jugoslavia, con la guerra dei Balcani non hanno brillato, parliamoci chiaro. Quindi diciamo che c'era molto lui, ma questo non dico outsider, perché outsider ci passa vicino, ma non è abbastanza grande dal punto di vista del potere per incidere o cercare di entrare in certi meccanismi. Mm-hmm.
Io penso che tu abbia risposto anche all'altra domanda, perché i Balcani? Io penso che tu abbia già risposto con Guardiamo, basta guardare, non è una storia di 100 anni fa, sono 20 anni fa, 10 anni fa, quando è stata la guerra dei Balcani, 20 anni fa. È successa, la vedevamo noi. Forse l'ultima guerra seguita quasi in diretta, per quelle che ci sono adesso, non sono seguite, sono vendute. E quindi diciamo che è stato un brutto periodo, forse il più brutto periodo del dopoguerra, perché la guerra dei Balcani, con quello che è stato, con le stragi che ci sono state, con i comportamenti politici, economici, militari che sono stati, è stata una vergogna per l'Europa. Esattamente, mi sembra che l'Europa sia ancora più peggiorata, ma questo è un altro discorso. Già. Ci chiedono se esistono figure così grigie, perché sembrano uomini moralmente ambigui. L'abbiamo detto anche prima, assolutamente sì. Sì, questo sì. Lo ripeto, leggete la cronaca, leggete le cronache di questi ultimi anni, anche l'Italia, che pure è un po' la periferia dell'impero, per intenderci. Sì, Questa mi piace moltissimo. Nel libro nessuno sembra completamente innocente. È una no, scelta narrativa, una visione dell'essere umano. diciamo che è una scelta narrativa. E diciamo che essendo fondamentalmente ottimista, non credo che sia così l'essere umano, però sicuramente molti esseri umani lo sono. Ok, qui ci chiedono qualcosa un po' più forbito. Quanto hanno influito autori come Le Carré o Simenon nella scrittura? Ma Se credo ti di sei aver ispirato a qualcuno, letto ovviamente. 2 libri di Carré e sono un po' scontati da molti punti di vista. Simenon in qualcosa di attinente alla storia, diciamo simile, anche se ancora più esoterica, perché abbiamo sempre di malavita, conti fatti, Simenon era specializzato in queste cose, e Sosta a Panama, un piccolo libro molto molto bello, dove nulla è come sembra, e poi sono tutti delinquenti. Qui ci chiedono se secondo lei oggi il thriller italiano viene sottovalutato rispetto a quello americano o nord europeo. Insomma, intanto cos'è un thriller? Sì, mi dispiace, ma bisogna dirlo, perché talvolta c'è una cosa, mettere le etichette ai romanzi è una cosa terribile. Allora, cominciamo, il giallo non esiste soltanto in Italia per i noti motivi della Mondadori. Quindi bisogna entrare nel merito, se sono detective story, come direbbero gli americani, se è anche noir non è esatto, perché noir c'è dentro di tutto, per così dire. Il thriller, bisogna sapere una cosa, anzi, parliamo da un altro punto di vista. Certi ambienti di vita, ambienti reali, sono più facilmente usabili per certi romanzi, per certi altri un po' meno. Mi ricordo una frase di Renato Olivieri, che parlava appunto, parlando dei gialli, eccetera, parlava che Simenon è diventato un riferimento, come effettivamente è, scrivendo dei gialli che sono sostanzialmente banali, perché in effetti sono abbastanza lineari, sono abbastanza normali, tra virgolette. Ha creato un personaggio che è favoloso, Maigret, con quello riesce a contrabbandare delle storie che a conti fatti sono abbastanza normali. Il discorso è che faceva Olivieri interessante, bisogna vedere anche le ambientazioni, perché se lo mettiamo nella campagna milanese diventa la macchietta del carabiniere. Però è vero, c'è soltanto No, assolutamente sì, è vero. soltanto un maresciallo dei carabinieri è stato all'altezza, diciamo, di poter essere ben paragonata. Cioè, Simenon, che non era parigino, si è fissato e si è ambientato nella Parigi, la Parigi che è una grande città, estremamente varia, e quindi può essere ben utilizzata. E Milano
diciamo che adesso lo è, 30 anni fa no, insomma, è molto più difficile che certi romanzi vadano, diciamo, condizionati dall'ambiente. Ma sì, inventerei personaggi affaristi, modaglioli, non lo so, cioè Milano probabilmente è più predisposta a questo tipo di protagonisti, no? Sicuramente, sicuramente sì. C'è una scena del romanzo che le è rimasta addosso anche dopo aver finito di scriverla, senza svelare troppo, ovviamente. Caro Alessandro, sembrano più balle, siamo sinceri, insomma. Sì e no, nel senso che come autore le scene comunque mi rimangono addosso perché le ho vissute, tra virgolette, per così dire. Diciamo che è una scena che mi piace pochissimo, però adesso anche No, rivelarla. non diciamola, diciamo solo sì o no. Se c'è una scena che è rimasta addosso, sì, perché no? Perché non ne sono soddisfatto, ma non potevo farlo soltanto così. In quel modo Non lì. mi piace onestamente parlare, però sennò vado troppo oltre, insomma, racconto la Sì, ma storia. infatti. Gabriele, il signor Maurizio è di La Spezia. E no, Gabriele vuole andare sempre a fondo proprio delle persone, ci segue sempre. Va bene, non c'è nulla di male in quello. Va bene, forse dopo ci sono solo saluti e noi ricambiamo ovviamente con affetto tutti questi saluti e io ti ringrazio per essere stato con noi, per avermi dato questa possibilità di addentrarmi in qualcosa in realtà sulla quale non mi ero mai messa alla prova, perché non è un genere che avevo mai letto. Ho letto tanto, quando Donato mi ha proposto la lettura ho detto io ma di che si parla? E lui ha detto guarda è un thriller geopolitico, ho detto Madonna ma io faccio fatica, ma no non fai fatica, infatti e ti ringrazio per questo, diciamo, per avermi dato questa possibilità, perché ho letto di tutto, dai classici ai romantici, all'erotico, alla commedia, questo mi mancava, diciamo. Basta che sia stato soddisfacente, l'importante è questo, Certo. che non sia rimasto pesante, ecco. No, assolutamente no. Quindi noi ricordiamo dove possono i nostri ascoltatori acquistare il tuo libro? Dall'editore AAA sicuramente è in grado di acquistarlo, di fornirle comunque sia, e dovrebbe essere nelle librerie comunque facilmente disponibile. Benissimo. E noi ci vediamo quando tu vuoi, quando hai delle cose da farci leggere. Siamo Non poniamo limiti alla provvidenza. esatto, Adesso esatto. devo, tra virgolette, fare il seguito di Outsider. E adesso ho deciso di mandarlo in Grecia. Scriviamola bene. E lo voglio spedire in Grecia. Anche perché sono stato parecchie volte, quindi conosco anche i posti. In fondo Slovenia e Croazia sono stato molte volte, per quello che ho potuto descrivere anche con cognizione di cause i posti, non sono inventati, anche l'albergo è vero, cioè effettivamente. E siccome conosco ugualmente la Grecia, voglio mandarla, fare un giro in Grecia. Sempre, vediamo cosa ne esce fuori. Certo non è molto politico, però diciamo che se mi va bene, se riesco a farlo, poi se ci riesco a farlo, dovrei barcamenarmi abbastanza e rimanere fra due acque comunque, riuscire a fare qualcosa di carino, spero. Bene. Ovviamente se vuoi partecipare al nostro concorso, chiedo alla regia di mandare Abbiamo visto la cosa, la locandina, diciamo, ho preso nota. Abbiamo questo concorso Lagopesole e Melfi sotto lo stesso cielo. L'avevo già visto anche su Facebook, avevo già sì, scaricato, diciamo. Sì. Vi ricordo a tutti che abbiamo anche la sezione editi e la scadenza è il 31 maggio, quindi siate celeri. Oddio, posso già mandare Outsider come edito, dopo tutto, nessuno me lo vieta, però speriamo che sia un po' fuori dall'argomento, diciamo. Guardare bene il bando per capirne i criteri. Sì, Okay. Io allora ti saluto e saluto tutte le persone che ci hanno seguito e che ci hanno commentato e alla prossima puntata.
Ti ringrazio della bella intervista, molto, molto, molto bella, grazie. Grazie Grazie. veramente. Sigla.